Buongiorno amici di Post-it dal Polesine, benvenuti e buona settimana. Campaner conquista Rovigo, il concerto anteprima che dà il là alla stagione concertistica 2021 dell'Associazione Musicale Venezia del capoluogo polesano è un carico da 90. Gloria Campaner, ex bambina prodigio, oggi è pianista veneta di grido, 35enne. Incanta i pubblici dei palcoscenici più importanti di tutto il mondo, dalla Carnegie Hall di New York alla Salle Cortot di Parigi, passando per il Giappone, la Cina, il Sud America e le più importanti realtà italiane. Il 16 maggio ha tenuto tutto il pubblico del Tempio della Rotonda di Rovigo, sold out per l'occasione, con il fiato sospeso per un'ora. Il tempo di regalare i 24 preludi di Chopin. Campaner è una musicista dal virtuosismo facile e dal grande cuore. Fraseggi puliti, effervescenti o dolorosi, la musica di Campaner parla, a un ulteriore livello di comunicazione che supera la musica stessa, virtuosa senza alcuna fatica, una scavatrice di suoni, nota dopo nota, frase dopo frase, ovviamente tutti a memoria. È eroica nei grandi volumi, ma è nei bassi, nei soffi di suono che si diverte di più. Lo sanno tutti che suona Chopin meglio di come Chopin avrebbe suonato le proprie musiche. Campaner, quando si siede al pianoforte, cosa succede? Ah, cosa succede? Beh, succede ogni volta una cosa diversa. Però soprattutto succede che io entro in questo mondo dei suoni, che è quello dove mi sento più a mio agio, che in qualche modo è un linguaggio dove veramente posso essere me stessa, nel bene e nel male, quindi adoro questo momento. E ci fa vedere le mani di una pianista straordinaria? Le mani. Sì, sì, vorremmo vederle. Ecco qua. Queste sono le mani, ma non credo che siano l'unico tool importante perché sicuramente il cuore lo è ancora di più. Però, Questo è evidente, però insomma ci fa piacere, mani affusolate però belle, robuste nello stesso tempo. mm. Grazie. Che cosa le piace di Chopin, dei preludi che ha suonato ieri davanti al pubblico della Rotonda? Ma questa raccolta mi piace moltissimo, mi è molto cara anche perché come molti miei colleghi, come quasi tutti i pianisti, insomma tutti abbiamo suonato, no? Almeno uno, due, tre, qualche preludio già da bambini, fanno parte dei raccolte molto famose che per esempio l'edizione Ricordi ha racchiuso il mio primo Chopin, ci sono sempre dei preludi, perché in qualche modo sono delle composizioni anche umili, semplici, brevi, perché tradizionalmente dovevano essere fatte per essere un preludio a qualcosa che poi segue, come è stato il grande esempio Bach, ma insomma in generale il preludio è sempre qualcosa che poi fa seguire un componimento più sofisticato, complesso o comunque sviluppato. È così carino che invece questo capolavoro sia tutto dedicato a queste piccole miniature che ognuna è orfana in qualche modo e poi tenute tutte insieme in questo modo magistrale che Chopin fa, collegando perfettamente le tonalità, seguendo il circolo delle Certo. quinte, e quindi ecco, ne fa poi un'opera meravigliosa, pur fatta di questi preludi che sono dei preludi a niente. Mi è Sì, così cara che per quanto sia un ciclo pianistico famosissimo in cui si sono cimentati i più grandi pianisti e di cui abbiamo veramente esempi discografici meravigliosi, che comunque ho voluto anch'io dare il mio contributo proprio per scattare una Polaroid, una foto in questo mio momento così di promenada artistica con questa musica, quindi è soltanto un mio contributo di anch'io avere qualcosa da dire, parlare sì. del mio viaggio con questa musica e quindi è in uscita anche il mio prossimo album dedicato a questa raccolta. Facciamo vedere un attimo la copertina di questo CD che sta per uscire. Mhm. E che cosa ci puoi dire? Appunto, posso dire che sono felicissima di questa esperienza e, ripeto, mi rendo conto che è, come dire, un'opera
è una grossa responsabilità avere qualcosa da dire con questa musica che è stata incisa da grandissimi, ma proprio perché sono degli schizzi, sono degli abbozzi, delle pennellate di colore, di libertà assoluta. C'è anche una bellezza nel fatto che nessuno può veramente descriverli uguale ad un altro, cioè non c'è pianista che li suonerebbe uguale ad un altro ancora, quindi c'è questa libertà assoluta di espressione attraverso questi piccoli aforismi quasi, che danno proprio un senso di libertà che è quello che dovrebbe anche la musica poter Certo. regalare. Dopo Chopin c'è un altro autore che sente più affine al suo sentire. Certamente, anzi, eh, tradizionalmente io sono stata da sempre legata a un altro contemporaneo, letteralmente contemporaneo di Chopin, nato lo stesso suo anno, che è Robert Schumann, e infatti quasi tutti i miei lavori, le mie produzioni discografiche precedenti sono state quasi interamente dedicate a Sì, questo autore, perché anche lui in questo romanticismo meraviglioso ha proprio scavato nell'animo umano, nel suo e in un'espressività proprio anche nuova. È stato anche lui inventore di miniature musicali, ma ancora più piccole di Chopin, ancora più pazze, ancora più inaspettate, questi cicli pianistici fatti di continui balzi sì. d'umore, di carattere. Quindi quello è un compositore che io veramente adoro e ho adorato, a cui ho dedicato anche degli scritti, anche la mia tesi, diciamo, di laurea musicale. E ultimamente confesso che ancora più di tutto forse amo Beethoven. Mm. Bene, benissimo, proprio nell'anniversario. Sì, più o meno Sì, più o meno l'anniversario, era no? l'anno Sono... scorso. E quante ore studi al giorno? Eh, dipende dai giorni, dipende da quando ci riesco, da quando ho una giornata intera che posso dedicare, ma molte ore da sempre, diciamo minimo 8. Adesso non è più così, ma cioè lo è ancora quando posso, ma insomma, quando potevo fare solo la studente e c'era un privilegio del vivere che mi consentiva di fare solo questo, Sì. 8, 9, 10 ore, sì. Senta, suona da bambina, abbiamo detto appunto ore e ore al giorno. C'è questa nomea che i musicisti che suonano così tante ore al giorno perdono qualcosa della loro vita. Diventare una concertista del suo calibro ha comportato delle rinunce? Sicuramente ha comportato delle rinunce, non saprei adesso definirle così. Ovviamente, cioè, dover passare tanto tempo a scuola e poi tutto il resto del tempo seduta da sola in una stanza con uno strumento musicale è ovvio che prevede delle rinunce, ma dà anche tanti privilegi e dà un regalo immenso che è un contatto proprio anche con il sé eh, più nascosto. Avere un talento che quindi è semplicemente una facilità che degli umani hanno su una qualche cosa, un talento è qualcosa che ci riesce meglio, no? Che ci riesce un po' meglio degli altri, un po' più velocemente, ognuno ce lo può avere in una Sì. qualsiasi cosa, è come se si fosse dietro un confine con questo talento. L'importante non è tanto riflettere, secondo me, sulle rinunce, ma ricordarsi che oltre quel muro c'è tutta una vita, che è anche fatta magari di non talenti, che vanno comunque vissuti, apprezzati e bisogna goderseli. Quindi questa è una cosa che io mi ricordo molto. C'è anche quello che non so fare, tipo cucinare, cerco comunque di farlo meglio che posso e anche di farlo per qualcuno che amo e di godermi anche queste cose che non so fare bene. È importante, credo. Le sue interpretazioni sono disinvolte, libere, è un artista nel momento in cui suona. È bello quello che sta facendo di riproporre la musica classica con questo potente carico interpretativo. Mi fa piacere questo. Volevo capire L'interpretazione. se era una missione, un... Non so se è una missione, ma mi fanno piacere queste parole e credo che l'interprete, nel caso proprio in cui non stia neanche suonando una musica che ha scritto, quindi di fatto sta interpretando qualcosa, una partitura che arriva dal passato, ha una funzione molto importante che è quella di accorciare una distanza e di far passare un messaggio.
Questa distanza ovviamente è tra autore e pubblico, tra compositore e ascoltatore e anche tra, come nel caso di ieri, tra passato e presente. Ecco, secondo me quello che non si deve perdere in questo momento di rilascio di questo messaggio è che in questa distanza si stia nel presente e quindi Sì. che si possa pensare di essere portavoci del messaggio, per esempio di Chopin, o quello che lui poteva in qualche modo intendere con questa sua composizione, avvicinarsi il più possibile, anche se nessuno può veramente saperlo, ma allo stesso tempo vivere e essere vivi nel presente e per il pubblico che ci sta ascoltando. Quindi io, nel mio umile, diciamo, parere, trovo che sia importante anche vivere di un messaggio che sia anche nel qui e ora, quindi portare anche se stessi in questo passaggio di energia, perché così arriva un'autenticità che è anche unica in un certo Certo. senso. Si dedica solo al repertorio classico o fa qualche incursione in altri generi? No, beh, io ho sempre sperimentato, diciamo tutta la vita, perché anche quando ero ragazzina avevo una band di musica ska e quindi poi ho sempre continuato con questa curiosità enorme di una sorta di sete di eclettismo che non mi ha mai lasciato, quindi non solo ho accostato quello che sapevo suonare a tantissime arti e tantissime tipologie di espressioni artistiche oltre a quella musicale, e però anche nella musica insomma ho cercato sempre di accostarmi alla musica elettronica, al jazz, al pop, al folk, cioè, veramente sì. È soltanto qualcosa di rispetto ai miei colleghi che lo fanno benissimo, io lo faccio quasi in maniera amatoriale, cioè mi accosto a qualcuno di super bravo così imparo qualcosa e magari cerco di essere di sostegno, ma ho fatto un sacco di produzione con grandissimi artisti che mi hanno insegnato tanto. Campanella è nota anche per la sua straordinaria umanità. Nel 2009 è stata nominata ambasciatore europeo della cultura. Quali sono le iniziative più efficaci che sostiene? Beh, questa è una domanda ampia, ehm, ne sostengo molte e Le come dicevo, principali sì, oppure sì, quella quello a che come cui più è dicevo, legata? sono legata a moltissimo, a me piace molto viaggiare e mi piace che la musica mi dia questa opportunità, questo regalo di poter incontrare proprio andando oltre qualunque confine sociale, culturale, persone, umani, proprio individui e spesso bambini che quindi hanno questa spontaneità, questa freschezza che ci regala molto in cambio. E quindi mi sono spinta veramente ai confini del mondo e anche in luoghi difficili, sia socialmente che insomma proprio in luoghi di assoluta povertà e difficoltà, nonché anche ovviamente carceri e ospedali, e insomma, Il messaggio che porta? il messaggio è proprio quello Mm. dell'amore, sì, di una vita che c'è dietro la vibrazione, quindi tutto quello che vibra è vivo. Veicolato quindi anche dalla musica, Certamente, il chiaramente. suono è vibrazione, quindi Certo. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna e dietro una grande donna c'è sempre un grande uomo. Dio, non lo so. Eh, se non hanno detto se non esiste questa frase al contrario, c'è da chiederselo, però speriamo. Nel mio caso c'è, sono felicissima di questo, grata proprio alla vita. Bene, grazie mille a Gloria Campaner, grazie infinite di essere stata qui con noi a Post-it dal Polesine, speriamo di riascoltarla presto qui in Polesine, qui a Rovigo. Siamo diventati tutti i suoi grandi fan, se per caso qualcuno di noi non lo fosse stato già prima. Grazie Grazie. ancora, grazie a voi che ci avete seguito, potete rivedere questa puntata dalla pagina Facebook di rovigoggi.it e dal canale YouTube di rovigoggi.it. A presto e buona giornata.